Regione ovviamente vediamo sempre di buon auspicio tutte queste iniziative e tutte quelle iniziative dove ci sia creatività, passione, voglia di fare. Noi stiamo cercando dei luoghi nel nostro territorio che insegnino a noi come vanno fatte le cose, perché purtroppo la pubblica amministrazione per molti anni ha avuto questa presunzione di saper fare le cose vengono fatte fuori dalle persone che hanno voglia, che hanno passione, che fanno ricerca, che hanno creatività, e quindi siamo sicuri che tutto ciò può essere per noi l'acquisizione di nuovo sapere, di nuove competenze, di nuove metodologie. Immaginiamo che i lab, che si chiamino Fab Lab, Innovation Lab, siano sostanzialmente questo. Poi i territori devono saper mettere insieme le migliori energie e proporre a noi, che siamo quelli che in teoria dovremmo e in pratica dovremmo indirizzare i fondi, di darli a quelli che sono più vogliosi, più capaci e più tenaci. Vedo che qui c'è molta tenacia, ci sono buone relazioni, sicuramente lo spirito montanaro aiuta nella tenacia, e quindi la cosa che posso dire, adesso spegnete le telecamere, non si dice buona fortuna ma si dice in culo alla balena, che è la cosa, e quindi più che volentieri taglio il nastro e speriamo che la balena non faccia quello che hai appena detto. E adesso prima la telecamera. Dai. Andiamo a vedere. Del LTR 1000 Siamo, Tempolino, treno usciva ed è tuo. Ti realizzo un esame. Lui è venuto da noi con un trenino un po' più grande. Ha fatto una scansione 3D di questo treno e poi la stampa 3D ad altissima precisione ha fatto proprio perfettamente corrispondente a quello che è il modello tridimensionale. Ma deve scannerizzare anche me. Sì, non è una cosa, non è che di solito uno la mattina esce e si fa scannerizzare, uno va e spara, uno spara la potenza. La macchina mette uno strato di polvere che sta fuori inchiostro e tappa con la parte di colla che per stampante la stessa che vedono anche tanto per andare quando fai scopo americano. Un taglio laser semplice da 40 watt, una bella cassettiera di attrezzi con vedi bio così da sbizzarrirsi, bene, con la morsa, una macchina da taglio vinilico dove si può tagliare la plastica, e questo il cartellone Un portasonno gli altri. poi questo serve per fregare, fare i fori sulle schede elettriche oppure fare qualche lavoretto di precisione, una presa di precisione, e poi abbiamo una serie di kit per i ragazzi per insegnargli come sono fatte le macchine senza smontarne una, no? Questo qui è un piccolo plotter che disegna, però può avere anche un'aggiunta al taglio laser, quindi insegniamo come funzionano costruendo. Questo è un po' il principio, è molto montessoriano, si insegna a fare e poi imparare.